Sembra un luogo fantascientifico e forse un po' lo è anche. Siamo a Tiene, a Bioagro, questa azienda che produce, pensate un po', fermenti per il mondo agroalimentare italiano, veneto e italiano, perché Tiene, voi sapete, è in provincia di Vicenza. Allora, benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova puntata di Bianco, Rosso e Verde. Vi parleremo di questo, entreremo in questo mondo piccolo, ma così importante, dove vengono creati operai per il vino, operai per il formaggio, operai per rendere tipiche e ottime anche le nostre produzioni, diciamo gli insaccati e quant'altro. Allora di questo vi parleremo, allora benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova puntata di Bianco, Rosso e Verde, ma come sempre agricoltura, ambiente, territorio, turismo rurale e altre cose belle del nostro paese. E allora partiamo con questo viaggio nell'infinitamente piccolo, sigla. Allora, dietro di noi due piccoli fermentatori, uno e una 2, di questi vi parleremo abbondantemente come vi abbiamo detto e quindi entriamo in questo mondo sconosciuto e affascinante dei fermenti che sono così importanti per l'industria agroalimentare e anche di qualità, come abbiamo detto. Allora, Paola Dedeo è qui di Bioagro, peraltro anche è importante come ruolo perché è consigliere e amministratore delegato. E allora, Paola, ci spieghi un po' che cosa sono i fermenti e a cosa servono? Sì, i fermenti sono dei batteri, dei microrganismi che vengono utilizzati da millenni per la produzione di molti prodotti alimentari, i cosiddetti prodotti fermentati, quali formaggi, insaccati, paste acide, vegetali fermentati, anche tipo da uso zootecnico Mi come gli diceva anche spinaci. vino. Sì, anche per il vino. Per il vino ci sono due diverse tipologie di microrganismi, uno è quello dei lieviti che fanno appunto la fermentazione primaria e intervengono però in alcuni vini anche dei batteri che si chiamano batteri malolattici che aiutano alla demolizione dell'acido, alla scomparsa dell'acido malico e formazione di acido lattico che rende i vini più morbidi al palato. Quindi voi in pratica come Bioagro avete individuato questi operai e li moltiplicate, li differenziate, sapete che tipo di lavoro fanno e poi dopo li producete. Sì, noi inizialmente scegliamo quelli che sono adatti per il lavoro che devono andare a svolgere, poi appunto li produciamo in quantità innumerevoli, a livello di miliardi di cellule, e li produciamo in forma secca perché appunto togliamo la parte liquida. In questa forma secca facilmente conservabile per lungo tempo, diamo alle aziende questo strumento per ottenere prodotti anche tipici, tipo formaggi come l'Asiago, il Montasio, il Monteveronese, salumi come la soppressa vicentina ed altri numerosi prodotti, appunto garantendo anche una tipicità del prodotto grazie alla presenza di questi fermenti. E noi siamo in Calabria sulla costa ionica, siamo a Caulonia, è un bellissimo posto anche di mare, peraltro Monasterace è vicino, Riace è vicino dove hanno trovato i bronzi di Riace, siamo nella Locride e vi vogliamo parlare un po' di conversione varietale, ovvero il mondo degli agrumeti, siamo in un agrumeto, sta cambiando, si modifica. Lei vuole cambiare, vuole sostituire le piante, le vecchie piante di clementine storiche Diciamo con... che noi qua abbiamo purtroppo due o tre varietà vecchie, le clementine, il moro di una volta, il tarocco e basta. Adesso stiamo cercando di mettere prodotti che anticipano la raccolta, quindi la commercializzazione, e posticipano poi pure, no? Quindi invece di iniziare a novembre e finire a febbraio, dovremmo iniziare possibilmente a ottobre e finire a giugno, luglio, quindi avere 8, 7, 8 mesi diciamo, di tempo per poter lavorare in Poi le continuazione. arance sono più grandi, forse anche i costi di raccolta sono minori. Diciamo che i costi di raccolta per le clementine sono moltissimi, anzi, volevo dire, noi abbiamo costi soltanto per portarli in produzione, ci vogliono dai 20 ai 25 centesimi. La sintesi è questa, il problema è che a loro non conviene più produrre e quindi su questo
c'è veramente il rischio, innanzitutto che perdiamo una coltivazione storica importante, dall'altro punto di vista loro però si organizzano con varietà che forse il mercato richiede di più, come la navel, le naveline e come ovviamente le arance, appunto arance e naveline. Allora a Gianluigi Ieraci, che è il vicepresidente della Coldiretti qui di Reggio Calabria, quali sono le esigenze del mercato e che si può fare? Si possono fare due cose. Uno, accorciare la filiera e quindi attuando e contribuendo insieme alle istituzioni allo sviluppo della filiera agricola tutta italiana firmata dagli agricoltori, che è il progetto per il paese di Coldiretti e che poi in due parole posso dire cos'è. Due, individuando quelle che sono le varietà frutto oggi di ricerche anche universitarie che si adattano meglio al territorio, in modo tale che le esigenze del consumatore sia incontrata prima. Grazie Gianluigi Ieraci. Bianco, rosso e verde continua. Bene, allora dalla Calabria siamo tornati qui a Tiene, in provincia di Vicenza, dove appunto cerchiamo di entrare nel mondo interessante e curioso dei fermenti. Dino Spolaor di Bioagro adesso ci spiegherà un po'. Questo dietro di noi è un fermentatore, per esempio. Ecco, e che cosa fa un fermentatore? Un fermentatore è un serbatoio dove in condizioni di completa asepsi, senza possibilità di contaminazione, ci sono i microrganismi che sono stati selezionati, che hanno delle caratteristiche molto importanti perché poi devono essere utilizzati nella trasformazione di altri alimenti, quindi vengono coltivati, vengono moltiplicati, il loro Come numero. si fa per lo yogurt, stessa cosa? In casa, tipo? Sì, diciamo che in casa abbiamo un piccolo fermentatore, diciamo, la fermentazione che può avvenire in una bottiglia, in un vasetto, ecco, qui la facciamo in un serbatoio molto più grande, però la cosa è la stessa. Noi usiamo a casa il latte che è già pronto, qui invece si mettono dei componenti, delle sostanze nutritive che servono ad alimentare questi microrganismi. Allora, nel segmento precedente con Paolo Dedea abbiamo visto un po' quali sono anche gli usi, ecco, a cosa servono un po' i fermenti. Peraltro ci ha detto che ci sono anche grandi consorzi e anche grandi aziende che utilizzano il vostro prodotto, i fermenti, non il vostro prodotto. Ecco, allora questa è un'azione che Bioagro ha cominciato tanti anni fa, vero? Sì, già nel 95 è nato Bioagro e tutto sommato in questo periodo, poco meno di 20 anni, Bioagro si è affermato tantissimo perché ha scelto di lavorare sui fermenti legati ai prodotti del territorio. Ma la vostra è un'attività di ricerca, ecco, che cosa ha spinto? Siccome poi dopo Bioagro è anche un'azienda pubblico-privata, quindi anche fini di valorizzazione in sé, eccetera, non fini direttamente economici, ma voglio dire, che cosa spinse allora a partire e a entrare su questo territorio? Sì, perché si vedeva che sul mercato italiano c'erano dei produttori, più che produttori, dei venditori di fermenti che avevano dei fermenti prodotti magari all'estero, quindi microrganismi selezionati in altre aree geografiche, mentre noi abbiamo scelto di selezionare proprio nei nostri prodotti, prendere i migliori microrganismi e studiarli e decidere questi sono in grado di portare avanti le fermentazioni, a guidare positivamente le nostre fermentazioni. Allora, grazie a Dino Spolaor, anche perché anche questa è un'eccellenza italiana e quindi a questo punto, voglio dire, abbiamo dato la possibilità di vedere che anche su questo, ecco, ci dimostriamo capaci e bravi, grazie a Spolaor. E a proposito di dati, visto che siamo in questo momento nel Veneto, vediamo, siccome il Veneto è la prima regione per la produzione vitivinicola italiana, sono stati dati recentemente i numeri di questa eccellenza, vediamo. Ciao Mimmo, sono a Soave, Verona, parliamo di vino, lo facciamo da questa location che è Rocca Sveva, la cantina poi di Soave, e allora il mondo vitivinicolo veneto si è dato appuntamento proprio qui per l'ultimo dei 3 incontri del trittico vitivinicolo. Ti presento subito il mio ospite, Paolo Pizzolato, commissario straordinario di Veneto Agricoltura. Allora, Conegliano, Legnaro, oggi Soave. Perché è stato importante questo trittico vitivinicolo veneto?
Senza dubbio è stato importantissimo soprattutto per un unico motivo. Non bastavano più i dati semestrali che davamo negli anni antecedenti e il mondo produttivo del settore vitivinicolo ci ha richiesto di poter incrementare questi appuntamenti. Questi appuntamenti non vengono fatti solo e esclusivamente per dare numeri, ma vengono fatti soprattutto per dare indicazioni al settore vitivinicolo e al mondo dell'agricoltura su come è stata l'annata antecedente, ma soprattutto su come muoversi negli anni futuri. Noi oggi stiamo analizzando quella che è stata un'annata difficilissima nel corso del 2012 relativamente ai problemi della siccità, stiamo dando indicazioni su quali possono essere eventualmente mercati da aggredire, mercati in cui stare attenti, sui quali puntare oppure dai quali proprio bisogna prendere le distanze, ma soprattutto anche determinare piani e strategie nuove per il 2013. Proprio architettato per il fatto che il Veneto ancora una volta si pone come locomotiva trainante nel mondo dell'agricoltura, ma soprattutto in questo settore vitivinicolo che per noi è importantissimo. Possiamo dire che nonostante le avversità climatiche con cui hanno dovuto combattere gli agricoltori, insomma, i dati sono comunque lusinghieri. Senza dubbio, sapere che c'è stato un piccolo incremento almeno dello 0,5%, sapere che bene o male la redditività e la competitività delle aziende sono rimaste praticamente uguali, ci permette di poter dire che in questo momento sia tutto il settore agroalimentare sia logicamente il mercato vitivinicolo sta dando segnali di forza in un momento in cui l'economia si basava principalmente su mondi quali quello industriale, il commercio e l'artigianato, sta segnando il passo in questo momento. L'agricoltura ancora una volta avanza, ma soprattutto in questo momento nel settore vitivinicolo si stanno rivolgendo tantissimi giovani che vanno a specializzarsi proprio in questo settore e potrebbe essere fonte di nuovi posti di lavoro. In questo momento dove abbiamo una carenza a livello economico, a livello di posti di lavoro, i ragazzi iniziano a rivolgersi a questo mondo proprio vedendo che c'è finalmente un'alternativa a quello che erano anni antecedenti. Grazie, allora grazie a Paolo Pizzolato. Mimmo, da Soave Verona per il momento è tutto, ti ridò la linea, ci sentiamo più tardi con altre interviste. A dopo, ciao! Bene, allora ci spostiamo di poco perché da Soave adesso invece siamo qui a Breganze, per cui da una capitale possiamo dire del vino veneto, del vino bianco soprattutto veneto, veniamo a un'altra capitale, Breganze, che ha dei vini estremamente importanti, ma oggi però si celebra il torcolato con Fausto Maculan. Allora parliamo del torcolato. Beh, è il vino più famoso di Breganze, il più particolare, prodotto con l'uva vespaiola. Deve il suo nome al fatto che i grappoli di uva venivano intrecciati, intorcolati, attorcigliati a degli spaghi e poi appesi alle travi ad appassire. Era una maniera tipica di queste zone per alleggerire il peso dei granai e per arrivare a un appassimento ancora migliore. Ecco, però nel tempo questo è diventato un vino estremamente nobile, un vino raffinato, di sentori non solo dolci ma anche contrastati. Sì, direi di sì, che da quando si è potuto seguire meglio, aiutare la fermentazione, perché uno dei problemi dei vini dolci è che la fermentazione non sempre va nel verso giusto, bisogna veramente aiutarla. Dobbiamo riscaldare prima il mosto perché lo facciamo in gennaio, di conseguenza è freddo. Se non facessimo un'operazione di riscaldamento la fermentazione non partirebbe e questo provocherebbe delle ossidazioni. Insomma, è un vino fatto con l'uva, è molto naturale, ma ha bisogno di molta tecnica lo stesso, di molta attrezzatura, di molte cure. Ecco, allora parliamo però in generale del vino di questo territorio, no? Che è un territorio poco conosciuto, diciamo tutta l'area vicentino-berica, e che però sia per i bianchi e anche probabilmente per i rossi, soprattutto per il Tai rosso, esprime veramente importanti valenze. Sì, diciamo che qui siamo a nord di Vicenza, siamo fra Tiene e Bassano, questa è la zona collinare dove ha sede la DOC Breganze e più che Tai rosso il nostro vino più conosciuto probabilmente è Cabernet Merlot o uniti o divisi o in taglio bordolese o anche da soli. Con questi riusciamo a ottenere degli eccellenti risultati, facciamo dei vini molto ricchi, molto pieni, molto buoni, molto moderni, molto adatti al momento. Facciamo anche dei bianchi buoni come il Vespaiolo fermo, il Tokai, il Sauvignon, lo Chardonnay. Grazie Fausto Maculan e noi torniamo da Anna Brogno a Soave.
E sì, Mimmo, riprendo la linea da Verona, Soave, terzo appuntamento dunque del trittico vitivinicolo veneto. Sono stati presentati, come abbiamo detto prima con il dottor Pizzolato, i dati relativi alla vendemmia 2012 nel Veneto. Il trittico vitivinicolo è organizzato da Veneto Agricoltura, Regione Veneto e Avepa, lo ricordo, ma si è parlato tanto di internalizzazione del vino perché Veneto Agricoltura ha presentato uno studio con il quale cercare di capire come stanno muovendo i loro passi i paesi del nuovo mondo per la loro penetrazione sempre maggiore nei mercati internazionali. A tal proposito ascoltiamo il dottor Antonio De Zanche di Veneto Agricoltura e a seguire l'assessore all'agricoltura della Regione Veneto Franco Manzato. Ma è emerso innanzitutto che abbiamo nel mondo dei concorrenti molto agguerriti e mi riferisco non solo ai nostri vicini europei, Francia e Spagna, ma anche e soprattutto ai cosiddetti paesi del nuovo mondo. Questi paesi sono cresciuti nei mercati di cifre intorno al 100-150%. Stanno attuando delle strategie ben pianificate, è opportuno che anche noi conosciamo queste strategie e quindi agiamo di conseguenza. La Regione Veneto farà 3 azioni importanti nel 2013, una ovviamente la difesa legale del marchio, perché molte delle nostre produzioni hanno una grande qualità, ma ovviamente saranno copiati a livello internazionale, quindi la presenza e l'accordo con studi legali internazionali difenderà i marchi di eccellenza. Il secondo sarà l'incoming, faremo un'operazione di regia regionale di incoming, quindi porteremo in Veneto circa dai 300 ai 350 operatori, sia grossisti, importatori, ma anche giornalisti di settore per far conoscere il Veneto da est a ovest in tutta la sua manifestazione agroalimentare da una parte, ma anche paesaggistica, ambientale e culturale. E poi invece un piano pluriennale attraverso un accordo con la Fondazione Italia-Cina per essere presenti sia come istituzione sia come sistema vitivinicolo e agroalimentare in un paese che ha forte crescita ma che ha bisogno di un rapporto istituzionale per poter rosicchiare quote di mercato. Ciao Mimmo, ciao. Finché ti lavori noi altri siamo qua a spassarsi. Siamo qua anche avanti alle cantine Macuampa, prima il Torquato, anzi che abbiamo anche il nostro amico Teofilo. Ciao Teofilo. Teofilo. Otello Fabris. Siamo un attimo confusi, ora dimmeti. Teofilo qui o del Folengo. Folengo? No, io Otello Fabris. Otello Fabris. Ecco. Teofilo Folengo, Merlin Cocai. Spieghiamo Pai Foresti cosa che sei i cocai. I cocai. E i coconi delle botte. Bene, allora noi oggi che abbiamo capito una roba in più, oggi in questa prima che abbiamo detto del torcolato, perché è una manifestazione importante per uno dei prodotti di eccellenza che è il torcolato. Cosa è il torcolato? Torcolato è un vino straordinario intanto, straordinario che abbiamo fatto con Vespaiolo. Con queste qua da Drio. Qua che è in torcolai. E per essere dopo struccae nel torcio, ovvero nel torculum latino, che può essere... Il torculum, se ti ho messo in torculum uno può anche pensare. Esatto. Siccome siamo in periodo di carnevale, secondo te se abbini o quel fritto è... Santissima, sicuro? Madonna. Morte volevo dire. Morte. Carnevale che vuoi roba che scalda. L'acqua guai che l'acqua assolutamente niente. Sei al comune l'acqua. Bene. Torco acto, fritto e gani, crostoise a sua morte. E ora salutiamo tutti quanti i nostri amici con un augurio e ricordatevi tutti che chi che lavora magna e chi non lavora magna e beve. Grazie alle Bronze Querte, questo storico duo comico-satirico veneto, e adesso andiamo in Toscana. Bene, allora abbiamo detto di essere in questo posto, Celle sul Rigo, in provincia di Siena, nella parte sud della provincia di Siena. Sì. Le colline senesi sono splendide, con Enrica Bartolini, che è un po' la titolare qui dell'Agriturismo Il Poggio. Parliamo un po' di questa zona e della loro attività. Tenete conto che la curiosità è che voi avete la concessione numero 1 come agriturismo, vero? Sì, quando è entrata in vigore la legge regionale toscana, 87? Nell'87 appunto abbiamo la prima autorizzazione della provincia di Siena.
Mamma mia, quindi 20 anni e più. Sì, quasi 24 anni che abbiamo iniziato. Un lustro, come si dice. Sì, L'anno prossimo. L'anno prossimo festeggeremo. Allora, di chi è stata l'idea? Ma l'idea è stata mia e di mio marito, che appunto Eravate ragazzini? eravamo, sì, insomma, molto più giovani e abbiamo iniziato per far, diciamo, agriturismo, ma soprattutto anche perché l'azienda aveva già una certa produzione. Di che cosa? E avevamo conigli, polli, avevamo le mucche, poi diciamo con l'evoluzione anche dell'agricoltura, anche nostra, proprio della nostra zona e tutto, abbiamo poi focalizzato su 2 allevamenti che sono la cinta senese e i cavalli. Quindi allora, diciamo, siete partiti da una vocazione zootecnica minore, ovviamente, sì, ecco, sì. per poi dopo ovviamente differenziarvi. Adesso la cinta senese, ripeto, ne parleremo dopo abbondantemente, adesso però vediamo i cavalli, qui avete un piccolo maneggio? Sì, abbiamo dunque i cavalli, noi li abbiamo sempre allevati, è una tradizione proprio mia di famiglia, del mio babbo, il mio nonno, e quindi abbiamo iniziato anche a proporre questa vacanza con equitazione di campagna, per cui scoprire il nostro territorio con il cavallo, che è un territorio appunto bellissimo proprio perché cambia con la stagione, ha una serie di percorsi anche a livello storico molto molto interessanti, perché abbiamo percorsi di risalita fluviale, strade come l'antica via Cassia, poi tratto anche di via Francigena in questo tratto, e quindi ecco, si presta molto a questo tipo di attività. Bene, noi dal Mugello, dalla Toscana, noi torniamo qui, siamo in questo momento a Mogliano, in provincia di Treviso, peraltro abbiamo anche un aggancio perché adesso vi presento Olmo e Tiziano Spigariol, 2 cose diverse, ma Olmo in particolare, vi devo dire, è il neocampione italiano di motociclismo per la classe Kawasaki 600, come si chiama esattamente? È un trofeo Kawasaki, categoria 600 in velocità in pista, e 2012 l'ho vinto io, insomma, quindi valevole come titolo italiano. Sì. Complimenti. Allora, voi vi dite cosa c'entra tutto questo con il nostro programma? C'entra perché Tiziano Spigariol, che peraltro è il presidente della Congrega del Tabarro, una congrega ormai storica, ed è un'associazione che cerca di tenere in vita quelle che sono le tradizioni e anche quelli che sono anche i riti, per certi versi, che erano proprio della società contadina. Ha appena scritto un libro, mostriamolo, si chiama I Tradanti. Cosa sono i Tradanti, Tiziano? Allora, tradanti semplicemente deriva da trar, cioè tirare, sparare con lo schioppo, col fucile, quindi cacciatori, ma più genericamente, correntemente raccoglitori di tutti i frutti che la natura ci dà. Allora, però qui c'è la tradizione, qui c'è la storia. Queste scarpe come si chiamavano? Le vecchie gaosse che io ancora fabbrico per tener vivo appunto cultura e tradizione dei nostri territori. Ecco, Tiziano proprio cerca proprio di mantenere questa tradizione, appunto, e addirittura lui produce allora questi che sono diciamo antichi indumenti, tra cui il tabarro. Ecco. Sì. Allora, cosa c'entra? No, c'entra moltissimo tutto questo con la moto, perché il figlio, che è anche peraltro cuoco e mantiene le tradizioni, però voglio dire, si è adoperato però su una cosa assolutamente moderna, che è quella della moto, quindi tra tradizione e innovazione, Tiziano. Beh, intanto si chiama Olmo. Uno scherzo usuale nella nostra famiglia dice che l'abbiamo chiamato Olmo per cambiare pianta, perché tutti gli altri lo chiamavano Pino. E poi è nato qui in questa casa dove nella campagna trevigiana, ha sempre seguito i tradanti, è anche lui un tradante, ma ha sempre avuto una grande passione sin da piccolo per i motori. Allora Olmo, facciamo un po' il punto. Allora, quest'anno abbiamo vinto, nel senso che hai vinto questo campionato, però allora bisogna anche guardare avanti. E stiamo lavorando per poter fare il campionato italiano nella categoria Supersport.
E allora complimenti, quindi complimenti a Tiziano e complimenti ad Olmo. Non abbiamo terminato, adesso l'agenda di Bianco Rosso e Verde. Sergio Marini, 48 anni, di Terni, laurea in scienze agrarie, è stato confermato all'unanimità dall'Assemblea elettiva per altri 4 anni alla guida della Coldiretti Nazionale. A lui gli auguri di buon lavoro dalla redazione di Bianco, Rosso e Verde. Il 37esimo Expo Riva Hotel è lo storico appuntamento per il settore delle hotellerie e della ristorazione. 4 le aree tematiche: contract e design, benessere hotel, eco hotel e food and beverage attraverso i 7 padiglioni espositivi. Il comparto agricolo sconta l'aumento dei costi, l'IMU e l'assenza di politiche mirate, lo afferma la CIA commentando i dati di Unioncamere che registrano la chiusura di 16.791 aziende nel primario con un calo tendenziale del 2%. Queste erano le notizie dell'agenda di Bianco Rosso e Verde di questa settimana che voi sapete chiudono la puntata. E allora qui da Mogliano Veneto, da casa Spigariol, con Tiziano Spigariol e con Olmo Spigariol, neo campione italiano Kawasaki classe 600, complimenti ancora. Mimmo Vita vi saluta e coi tradanti, diciamo così, l'appuntamento con Canale Italia Bianco Rosso e Verde a fra 7 giorni. Arrivederci a tutti.